Allo Stadio Menti, derby veneto tra i più sentiti, squadre confermate per 10/11 rispetto alla scorsa giornata. Vicenza nel consueto 3-5-2 con Gianni che prende il posto di Di Matteo sull'out di sinistra, Pinsoglio regolarmente tra i pali davanti la coppia Plasmati-Malongà. Nel 4-3-3 del Verona la novità è in difesa, Abate ritrova la corsia destra. Crespo si accomoda in panchina dove siedono anche Bacinovic e Alfredson rientrati dalle nazionali. Nel tridente Cacia al centro con Rivas e Gomez ai lati, arbitra Palazzino di Ciampino. Parte meglio il Vicenza, subito Malongà al tiro ma Rafael è sicuro e blocca. Ma al nono arriva il vantaggio biancorosso, il lancio lungo di Pisano proprio per Malongà, controllato da Abate, si prende un po' di spazio, Malongà arriva al limite dell'area e batte così Rafael. Quarto gol in 3 gare per il francese. Qualche protesta da parte del Verona per il controllo di Malongà che adesso andiamo a rivedere ma sembra regolare tra spalla e petto, poi Malongà appunto va al tiro. Un po' preoccupato Mandorlini ma qui comincia la reazione del suo Verona al 12°, punizione di Martigno, colpo di testa di Gomez che finisce fuori. Altri 2 minuti e arriva il pareggio e infatti anche Breda vede che qualcosa sta cambiando. C'è Laner che ruba palla a Misuraka, apre a destra per Cacia, il diagonale a mezza altezza di destro, Pinsoglio è battuto. Primo gol con la maglia del Verona per Cacia, ma davvero imperdonabile il tentennamento di Misuraka che dà modo a Laner di rubare il primo pallone decisivo. Vedremo poi in seguito. Gran caldo, la partita cala di ritmo, si riaccende dopo la mezz'ora su uno degli 8 corner battuti dal Vicenza, tenta la ripartenza il Verona e c'è Castiglia che ferma così Martigno, poteva starci anche il giallo che non arriva invece una lussazione alla clavicola per Martigno che dopo 4 minuti deve arrendersi. Al suo posto entra Alfredson. Al 44° l'occasione più clamorosa per il Vicenza, il cross di Gianni, l'inzuccata in tuffo di Plasmati, il riflesso prodigioso di Rafael che alza sulla traversa. Rivediamo, non si sa cosa sia più bello, se il colpo di testa di Plasmati o la risposta di Rafael. E nel secondo dei 2 minuti di recupero un altro pasticcio della retroguardia del Vicenza. Gianni e Brighenti si guardano. Laner ne approfitta ancora una volta, mette in movimento Gomez, il suo tiro è respinto da Pinsoglio ma la deviazione è proprio su Cacia, appostato lì vicino, che di sinistro mette a segno la sua doppietta e si va al riposo sul 2-1 per il Verona. Rientro in campo il Vicenza dà l'impressione di aver accusato il colpo, Plasmati fermato in fuorigioco al 54°, dopo poco lascia il posto a Semioli, esordio per l'ex sampdoriano. Breda prova ad allargare il gioco con lui. Al 56° l'episodio che ridà fiato al Vicenza, fallo in area di Maietta su Martinelli, calcio di rigore. Andiamo a rivedere, mi sembra che non ci siano dubbi sulla decisione dell'arbitro. Va Pinardi dagli 11 metri, il suo destro, sfortunato Rafael che con il piede era riuscito ad intuire il tiro di Pinardi ma il pallone beffardo finisce l'MLM dentro la porta. Siamo sul 2-2 ma passano pochi minuti, il Verona è di nuovo avanti, punizione di Jorginho, tocco impercettibile di Cacia, Maietta sbuca dietro a tutti e mette dentro. 65°, Verona 3, Vicenza 2, c'è qualche protesta vicentina perché qui c'è il tocco davvero impercettibile di Cacia e a quel punto sembra che Maietta probabilmente al di là di tutti i difensori, ma segnalazione difficilissima per il primo assistente Tasso. Entra Giacomelli al posto di Misuraka. Il Vicenza però non riesce a creare molto di più che questo colpo di testa di Semioli sul cross di Gianni. Qualche protesta anche al 74° per questo corpo a corpo in area tra Cacciatore e Malongà, poi Mandorlini richiama Rivas, rinforza il centrocampo con Bacinovic. All'84° ancora il Verona pericoloso, un altro pasticcio in fase di disimpegno, il rimpallo favorisce Cacia che si guarda alle spalle e vede che sta arrivando Jorginho, il suo tiro viene respinto con il volto da Martinelli, rimane a terra dolorante ma nulla di grave per lui. L'ultimo tentativo del Vicenza, il rasoterra dal limite di Giacomelli è innocuo.
Ottava vittoria del Verona nei 37 precedenti qui a Vicenza. Mandorlini può essere molto soddisfatto di come i suoi abbiano preso possesso della partita dopo l'iniziale svantaggio, possesso palla efficace, fitta ragnatela di passaggi, a cercare con pazienza il varco giusto per affondare, poi il grande pressing decisivo 2 volte sempre con Laner in occasione appunto di leggerezze della retroguardia del Vicenza. Vicenza che paga carissimo questi errori e poi alla distanza si ritrova senza benzina quando è il momento di tentare la seconda rimonta. Il migliore in campo decisamente Cacia, Guizzi, opportunismo e concretezza dei tempi migliori, una doppietta, ha messo il piede anche nel terzo gol, di più non poteva fare, e allora ribadiamo il risultato qui a Vicenza. Verona batte Vicenza 3-2, linea che torna allo studio.